In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Sotto esame i manager della sanità. La prima commissione dell'ARS ha iniziato oggi l'esame dei 18 manager della sanità proposti dal governo regionale. Il clima non è dei migliori per il governo a fronte di un'opposizione ringaluzzita dai recenti episodi. L'opposizione non esclude quindi di riuscire a bocciare alcuni direttori generali. I numeri della commissione sono molto precari perché i componenti della maggioranza sono 7 contro 6. La commissione ha 30 giorni per il parere e ha chiesto ulteriore documentazione. Fondi sviluppo e coesione, la Giunta approva la proposta. Nella seduta di ieri mattina la Giunta regionale ha approvato la proposta del Presidente Schifani sulla ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 6 miliardi e 800 milioni di euro. La proposta contiene le somme per il cofinanziamento per il ponte sullo Stretto e per i termovalorizzatori. Si prevede il finanziamento solo di interventi di rilievo, escludendo qualsiasi parcellizzazione di risorse. La proposta sarà adesso inviata all'ARS. Successivamente vi sarà la firma dell'accordo con la Premier Giorgia Meloni e l'adozione da parte del CIPES. La protesta dei deluchiani senza un programma. Domani Sud chiama Nord, movimento politico di Cateno De Luca, terrà una manifestazione di protesta a Roma. Nella convocazione si legge in difesa degli agricoltori e allevatori. Eravamo molto curiosi di conoscere il programma della manifestazione. Abbiamo cercato molto nel sito e nelle pagine social, ma non siamo stati fortunati. Non riusciamo a credere che non ci sia un programma. Coldiretti, per l'agricoltura un piano Marshall. Coldiretti scrive una lettera aperta al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, sulla grave situazione dell'agricoltura e dell'allevamento in Sicilia. Un rilevante patrimonio bovino e ovicaprino, scrive Coldiretti, che rischia di assottigliarsi ogni giorno che passa perché da mesi ormai non c'è pascolo e anche il fieno sta finendo. Coldiretti chiede al governo regionale di prevedere un vero e proprio piano Marshall per l'agricoltura e l'allevamento dell'isola che stanno vivendo una crisi senza precedenti. Ars, esce Catania, entra Bica. Avvicendamento all'Ars tra due candidati della lista di Fratelli d'Italia a Trapani. Il deputato Nicolò Catania, vicepresidente del gruppo parlamentare, decade da deputato a causa della sentenza d'appello del ricorso per ineleggibilità presentato dal collega di partito Giuseppe Bica, che prenderà il suo posto nell'aula dell'Ars. La vicenda era uno dei 3 ricorsi per i quali Fratelli d'Italia aveva presentato un disegno di legge interpretativo delle norme sull'ineleggibilità, disegno di legge poi respinto a voto segreto. Intitolare a Navalny la via del consolato russo a Palermo. Si dedichi una via a Palermo al dissidente russo Alexei Navalny, assassinato dal regime guidato dal dittatore Vladimir Putin. Ma non sia una via qualsiasi, il nome di Navalny venga dato a Viale Orfeo, sede del consolato russo a Palermo, e venga intitolata nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza del sindaco, del presidente della regione e di tutte le autorità dell'isola. Che i rappresentanti del regime russo siano costretti a pronunciare tutti i giorni il nome di Alexei Navalny e comprendano che quel nome per tutti noi rappresenta la Russia molto più dei rappresentanti di quel regime. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.